buongiorno a tutti. Peraltro siamo anche in apprensione perché le notizie che ci arrivano sono ancora notizie certo non rassicuranti. Ho sentito già un paio di volte il dottor Dalben, al momento abbiamo 2 feriti, ma dopo l'assessore Bottecin che sta seguendo da vicino tutta questa vicenda darà informazioni, quindi diciamolo per i cittadini che non sanno, stiamo parlando dell'esplosione, dell'incendio conseguente che c'è stato un paio d'ore fa qui appunto a Porto Marghera. Inizierei con il bollettino e poi con alcune informazioni, però mi permetto anche di dire prima del bollettino il saluto alla Città della Speranza, che ci hanno portato un pallone e poi anche una maglietta che facciamo vedere, una maglietta molto bella. Quindi pallone e maglietta che invitiamo a comprare, perché poi sono tutte donazioni che vanno ovviamente alla ricerca. La Città della Speranza sta facendo un lavoro strepitoso ormai da anni e quindi spero che tutti possano aiutare questa grande realtà di ricerca che abbiamo in Veneto. Grazie ancora, salutiamo Stefania Fochesato e i collaboratori che sono qui con lei. Grazie. Lo mettiamo qua così resta anche in vista. Ecco. A posto. Boh. Detto questo, bollettino e poi 2 informazioni. Il bollettino sono 485.906 tamponi, sono 11.000 più di ieri. Il numero dei positivi è 18.889 più 44. In isolamento abbiamo 4.259 persone, quindi anche rispetto a ieri meno 177. I ricoverati sono 644, ricordate quando avevamo il bollettino con 2.000 ricoverati, e sono 41 in meno rispetto a ieri, dei quali 311 sono ancora positivi e 279 si sono negativizzati. Le terapie intensive vanno a 54 meno 8, quindi abbiamo, ormai possiamo anche dire solo 54 persone in terapia intensiva, meno 8 rispetto a ieri. Fra l'altro dei 54, 24 sono positivi e 30 sono negativi. Secondo i parametri nazionali noi dovremmo emettere un bollettino con scritto terapie intensive 24 persone, che sono solo i positivi. I dimessi sono 3.142, sono 40 in più rispetto a ieri. I morti 1.299 in ospedale e in totale 1.762. I nati sono 71. Allora guardate, per rubare poco tempo e andare subito al sodo, poi lascio spazio alle domande e poi agli assessori per le comunicazioni. Dico che si è appena conclusa la videoconferenza con il Premier Conte, con il Ministro Speranza, il Ministro della Salute Speranza e il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro Boccia. Il Governo ha anticipato che intende portare 2 provvedimenti, un decreto nel quale stabilisce le linee guida in maniera proprio da decreto, definiamolo così, e dall'altro poi un DPCM a seguire. C'è intendimento di dire, vi dico le parole del Presidente del Consiglio, di stabilire delle date per l'apertura delle spiagge piuttosto che le attività commerciali, piuttosto che dei bar e dei ristoranti, stabilire delle date nazionali alle quali le regioni autonomamente con proprio provvedimento possono derogare anticipando le aperture. E fin qua ci siamo. Accade che il provvedimento, come annunciato, ma non abbiamo visto il testo, dice che possiamo applicare linee guida regionali, però fatto salvo ovviamente il rispetto delle linee guida nazionali. E ovviamente qui si apre il dibattito, cosa vuol dire fatto salvo il rispetto delle linee guida nazionali?
L'INAIL non ha fatto delle linee guida dicendo se vai in spiaggia deve stare distante dal tuo vicino di ombrellone, metti i metri. E così accade per i ristoranti. Perché questa è la prima questione cocente e sulla quale noi dobbiamo ovviamente trovare una soluzione, e la soluzione, come vi ho sempre detto in queste ore, è di natura legislativa. Adesso capite perché non ho mai presentato ufficialmente le linee guida, perché sapevo e so che avrei presentato delle linee guida che noi abbiamo. Se volete nominare uno di voi che viene su sopra e a testimoniare che gliele faccio vedere le linee guida, anzi Federico falle portare qua così le vediamo, però non ve le diamo perché è inutile fare una trattativa già tirando fuori le linee guida, almeno io la vedo così. Ce le abbiamo, peraltro ce le abbiamo da giorni le linee guida, le abbiamo assolutamente abbiamo cercato di allinearle anche con quello che ne è venuto fuori dagli accordi, ad esempio delle categorie. Insomma, la FIPE ha emanato le sue, cioè quindi la Federazione dei Pubblici Esercizi ha emanato una sua idea di linee guida, e poi altre categorie. Cioè, abbiamo cercato di avere come base la nostra, che è stata fatta in tempi non sospetti. Io penso che la dottoressa Russo abbia iniziato forse un mese fa a farle, no anche più, a fare le linee guida, perché sapevamo che per la riapertura ci volevano le linee guida. Quando dico dottoressa Russo vuol dire la capo dipartimento del servizio prevenzione della sanità regionale del Veneto, che è la dottoressa che ha fatto il piano di sanità pubblica dei tamponi e di tutto quello che conoscete, le task force per il coronavirus o quant'altro. Quindi adesso è fondamentale che l'azione di confronto, ma questo lo abbiamo detto come governatori, vada nella direzione di capire che le linee guida INAIL sono sicuramente un riferimento, ma non debbono essere un riferimento secondo il quale tu emani le linee guida regionali, sono inutili, cioè prendiamo le linee guida INAIL e le mettiamo lì. Cioè qui c'è un problema di responsabilità penale e giuridica. Siccome noi vogliamo aprire, lo vogliamo fare in maniera assolutamente serena per non mettere nei guai i nostri imprenditori e i nostri lavoratori. Ricordo sempre che se da un lato l'INAIL parla di metri, che sono la distanza dall'ombrellone 5 metri, dall'altro ricordo che le parti sociali e semidatori di lavoro nel tavolo di Palazzo Chigi il 13 di aprile, se non ricordo male, ha fatto delle linee guida nazionali per gli ambienti di lavoro, dove si stabilisce che i lavoratori distanziati più di 1 metro, quindi 1 metro e 1 millimetro, possono non portare la mascherina. Allora 5 metri in spiaggia è la distanza minima, no? Secondo quello che dice qualcuno, e poi in fabbrica tu puoi andare a stare 1 metro senza mascherina, 1 metro, 1 millimetro per stare. Capite che non sta in piedi il ragionamento. Ma allora, senza nessuna polemica, penso che le linee guida, se sono linee guida INAIL, devono diventare linee guida, non possono stabilire i metri, i centimetri, tutte queste robe, se no non sono linee guida. Una linea guida dice in spiaggia bisogna che si stabilisca un distanziamento utile per cui non ci siano pericoli, ma le nostre linee guida che sono qua, guardate, e fra l'altro vi dico, sono tutte cartografate con punto per punto, vi dico, tanto per darvi un'idea. Linee guida per ristorazione, attività turistiche, balneazione, strutture ricettive, servizi alla persona, parrucchieri, estetisti eccetera, commercio al dettaglio, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, avanti così. Cioè qua abbiamo tutto. Però, ripeto, è fondamentale che si faccia l'ultimo passetto in più. Io sinceramente non la vedo problematica ancora la questione. Tutto dipenderà da come poi verrà scritto il decreto che interpreta questa visione. L'intervento che ho fatto io, ma che ha fatto anche Bonaccini, che ha fatto anche Emiliano, e anche Federica e poi gli altri, va nella direzione di dire attenzione che le linee guida devono essere linee guida come riferimento, non possono essere precise al millimetro, perché se no non sono più linee guida, sono assolutamente dei dettami dai quali non si può uscire. C'è anche un'altra corrente di pensiero che dice facciamo delle nuove linee guida per le regioni uguali per tutti a livello nazionale.
io penso che si vada ancora di più a incasinare la partita, però insomma staremo a vedere. Però il vero tema è che oggi la bozza del decreto, o quantomeno quella che è stata annunciata come bozza del decreto, dice: governo fissa delle date, le spiagge si riaprono dal 1 giugno, 2-3 giugno. Questa deroga la si può fare, il governo giustamente dice: se si riaprono i trasporti tra regioni e i confini nazionali 3 giugno, noi fissiamo questa data. Poi il Veneto decide che le vuole già aprire subito, sapendo che ci sarà un'attività di preparazione, lo fa. Ovviamente non è vero che non ci sono gli avventori, ci saranno già i primi, che so, cittadini che sabato, domenica, weekend o qualcuno che vuole andare in un periodo di bassa stagione a farsi una settimana a prendere aria in montagna o al mare, ci va, ovviamente con delle regole. Questa è la visione. Penso che saranno ore cruciali. Al mezzogiorno avevano il Consiglio dei Ministri, che ovviamente sarà iniziato con un po' di ritardo, mezz'ora di ritardo per la nostra riunione. Avremo già le prime decisioni e dopodiché cercheremo di capire e anche di calibrare e capire come calare per lunedì tutta questa partita. Spero non ci siano sorprese di altro genere, questo è doveroso dirlo, perché quando si lavora con Roma le sorprese sono sempre dietro l'angolo. E domande, ragazzi? Facciamo sempre il solito giro, Albino, io ho già visto che li prenotavi, Emiliano, Prigioni, Mattioli, Randes, sì, ok. Altri con la mano alzata? No. Presidente, per riassumere, mi pare che dal 18 maggio lei confermi la volontà di riaprire tutto quello che il governo pensava di aprire dal 1 maggio, dal 1 di giugno. Sì, ho ad altre date, perché non è magari faccio un esempio. Potrebbe essere che nel decreto ci sia scritto che i parrucchieri li prevedono il 25, non il 18, noi vogliamo anticipare, però il tema sono le linee guida. Appunto, proprio su questa vicenda qui, che mi pare lo nodo di tutta la trattativa tra le regioni e il governo, che tipo di garanzia legislativa pretendete voi come Presidenti di Regione per poter poi modificare le linee guida? Allora, la mia proposta è che si dica, ma questa è la proposta che ho fatto io, quindi non è delle regioni, ma l'ho fatta io, ho detto: guarda Presidente Conte, le dico che forse la via di uscita migliore non è quella di dire le regioni potranno applicare delle linee guida regionali rispettose delle linee guida nazionali, INAIL, ma potrebbe essere che le regioni applicano le linee guida dei loro dipartimenti di prevenzione, sì, che non è la segreteria di un partito, è il dipartimento della prevenzione, e applicano quelle INAIL nazionali nel momento in cui non hanno linee guida regionali, perché c'è anche la situazione nella quale alcune regioni non hanno le linee guida. E il Conte cosa aveva detto a questa proposta? Ma che è una proposta aperta, nel senso che la valuteranno anche questa opzione, che sarebbe quella che ci permette di andare molto più veloci. Per noi che le abbiamo già, direi, alcune da mesi, altre completate in questi giorni, ma noi le abbiamo, insomma, un malloppo di roba così non la scrivi copiando su internet le idee degli altri, come ho visto qualcuno che dice. Adesso lo dico soprattutto perché non le ho fatte io, le ho fatte la dottoressa Russo con tutti i suoi, e almeno un po' di rispetto per chi lavora. Ecco, lei non può già ipotizzare rispetto a quelle nazionali un po' più nel dettaglio la proposta vostra? No, aspettiamo. Noi ce l'abbiamo, ma aspettiamo. Aspettiamo domenica sera purtroppo, o spero di poter anticipare. Guardate, io non ho mai portato, noi non abbiamo mai portato le linee guida che io dovrei, come si dice, recepire con un'ordinanza, per un semplice motivo, perché se oggi dico che gli ombrelloni sono a distanza di 3 metri o di 4 metri, quello che è inevitabile che siamo veneti, va tutti in spiaggia a piantare ombrelloni. Io voglio evitare che si crei questo effetto avanti tutta e poi indietro tutta. Purtroppo è così, non dipende da noi. Noi, se avessimo avuto mandato di farle, guardate, al Presidente del Consiglio l'ho detto anche in una delle ultime videoconferenze, ho detto: bene, la fase 2 si riapre, ok, metteteci nelle condizioni, in tempi ragionevoli, di poter parlare ai nostri cittadini, ai nostri operatori. Siamo arrivati a venerdì. Emiliano. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Nella libertà anche decisionale sulle linee guida, mi chiedo se la Regione può mettere parole sul fatto che, leggendo un pochino i vari dettami indicativi momentanei, sembra ad esempio per il mondo dei parrucchieri ci siano un sacco di spese accessorie in più.
vengono richieste tante piccole cose che prima non servivano, e l'asciugamano ogni volta al cambio, e la sterilizzazione di oggetti, e i portaoggetti, insomma tante cose che immagino in ogni settore commerciale poi diventeranno piccole ma importanti spese. Mi chiedevo se voi avete il potere anche un pochino di, come abbiamo sempre detto, semplificare, di alleggerire per chi non ha lavorato comunque per mesi, sì, non ha soldi da spendere. Però vorrei ricordare che si semplifica in sicurezza, cioè alcune cose non sono derogabili, l'igiene e la sanificazione non sono derogabili. Quando io ero bambino andavo dal barbiere, penso che tagliasse i capelli con la lametta a tutto il paese prima di buttare via la lametta. Adesso non si fa più. Era così una volta, ve lo ricordate? Addirittura prima della mia generazione usavano il ferro da barba, per cui proprio non lo buttavano via, lo usavano e basta. Non esistevano gli ultravioletti, la sanificazione, ma non è mica una colpa, cioè il Veneto è diventato grande così, cioè insomma Rambo si cuciva col filo che aveva, col chiodo, cosa faceva? Ma non si è morto. Adesso abbiamo un virus che non ci può permettere di fare queste robe, non ce lo possiamo permettere. Quindi sono delle regole sanitarie di base che vanno rispettate. E sta cambiando il mondo rispetto ad alcuni aspetti, però insomma penso che quello dell'igiene, e io so che il mondo dei parrucchieri, dei barbieri sono assolutamente sempre stati molto performanti sul fronte dell'igiene, hanno l'igienizzazione dei loro ferri, hanno il tema del cambio degli asciugamani e quant'altro, non mi risulta che non vengano cambiati gli asciugamani, e hanno i disinfettanti, hanno tutto, insomma direi che loro ci sono già sul pezzo. Senta, ieri ha aperto quindi la speranza dei genitori, toccando un tema caro a tutti e spinoso, quindi procederà naturalmente con questo indirizzo, la riapertura dei GREST. Sì. Quindi c'è la possibilità effettiva. Noi tenteremo di metterlo in ordinanza, questo è il punto che vogliamo portare avanti, partendo dal presupposto che si dice che ci sono le risorse per finanziarli, ma se li vuoi finanziare vuol dire che li vuoi anche aprire. Grazie Presidente. Antonella Prigioni. Ciao. Se non sbaglio, se ho capito bene, avete la disponibilità della deroga da parte del governo per aprire, però la querela si basa sui metodi poi di stanziamento. Che margine c'è, dato che oggi siamo venerdì, che in qualche modo vi concedano il metro anziché i 4 metri? Ma guarda, il margine vero è che il decreto non deve richiamare il rispetto delle linee guida, cioè, allora, al momento il Presidente del Consiglio dice noi autorizziamo l'emanazione di linee guida regionali nel rispetto delle linee guida INAIL, cioè, questa frase capisci giuridicamente, cioè, non so, penso all'intervento di Emiliano che è anche un magistrato, dice cioè, nel rispetto delle linee guida INAIL. Esatto. Ma penso che poi il buon senso ci farà trovare una soluzione e si deve andare in questa direzione, altrimenti vuol dire applicare le linee guida nazionali e io a questo punto dico che diventa impossibile aprire le attività. Ma sentite, noi siamo abituati a portarle avanti fino alla fine delle battaglie, insomma ci sono ancora ore e anche giorni, vediamo di venirne a capo anche di questa roba. Sì, quindi non è una questione solo che il governo ha altre cose da fare, sta decidendo, non è una manovra per poi imporre le linee guida. Ma no, guardate, io penso che loro hanno anche una buona dose di burocrati che giustamente, come accade sempre, no? Il burocrate emana e ti tutela, però se il tema è vai avanti a te che a me viene da ridere, non ne veniamo più fuori questo sistema. Dopodiché i sindaci, anche qui è intervenuto il Presidente Del Caro per l'ANCI e il Presidente Del Caro dice no, ma noi vogliamo linee guida nazionali uguali per tutti, se le fate le regioni le facciano perché i sindaci vogliono riappropriarsi delle proprie competenze, ma io sono assolutamente d'accordo sul fatto che i sindaci siano competenti. Il sindaco poi, che è la sentinella del territorio, conosce il suo territorio, se dice guarda, la distanza tra ombrelloni sancita dalle linee guida regionali è troppo ampia perché io sono sicuro che non funziona così, si assumerà la responsabilità di fare un'ordinanza per ridurla, ma pensare che si possa pensare da nord a sud avere le stesse metrature quando passiamo dalle spiagge di sabbia profonde a quelle meno profonde, alle callette, per passare agli scogli impervi e agli scogli dove si possono mettere anche
degli sdraio, cioè voi capite, ai pontili, cioè viene fuori una roba, bisogna che ognuno, cioè, è un abito sartoriale e i sindaci è giusto che abbiano le loro competenze poi per ricalibrare, cioè io non ci trovo nulla di scandaloso, l'ho detto anche al Presidente del Consiglio, che ci sia anche un approccio a macchia di leopardo, perché poi questo paese non siamo un paese, diciamo, fatto di sabbia e di dune, abbiamo di tutto, per cui è inevitabile che ogni sindaco riesca a trovare il suo abito su misura rispetto alla sua offerta turistica. Rete Venta, Antenna 3. Sì, buongiorno Presidente. Allora, posto che appunto non abbiamo ancora nulla di certo fino a che non certo. arrivano le disposizioni del governo, però mi sembra di capire che potrebbe essere dal 3 liberi tutti, che significa che si potrà circolare da nord a sud se non... Sì, può andare in Puglia naturalmente. Cioè, ogni volta te me lo dici. No, allora è un'altra. A questo punto, adesso mi ha fatto perdere il filo. Pensaci. Scusami. No, nessun problema. Allora, qualora appunto si potesse iniziare a girare eccetera, non c'è più la questione di cui si parlava qualche giorno fa, era uscita anche in ANSA eccetera, le regioni ad alto rischio, regioni a basso rischio, cioè sì. Chi si può chiudere, cioè, perché su questo punto, anche se non c'è ancora nulla di ufficiale, c'è molta confusione e le persone si pongono tantissime domande in proposito. È da capire i quali governatori vogliono fare cosa, insomma, e il tempo stringe, voglio dire. Sì. Ma guarda, cioè, è corretta la questione che poni ed è una questione non irrilevante, nel senso che ci sarà una data nella quale, probabilmente è giugno, i primi di giugno, nella quale ci sarà la libera circolazione e sarà anche inevitabile che qualche quesito qualcuno venga in mente, no? Dice ma vabbè, ma libera circolazione non è che se proprio l'Italia è tutta uguale da un punto di vista epidemiologico. È anche vero che manca un mese e mezzo, scusate no, è anche vero che manca, quanto manca? 15 giorni a giugno, per cui è altrettanto vero che in 15 giorni la situazione o esplode in una direzione o esplode nell'altra direzione. Vedete i nostri indicatori, anche qui sui nostri indicatori vorrei ricordare ai cittadini, nonostante oggi abbiamo 54 terapie intensive, stanno calando i ricoveri, tutte le storie che sappiamo, che non va abbassata la guardia. La vera preoccupazione sono gli assembramenti, sono la sottovalutazione del rischio, sono il non utilizzare le mascherine. Non vorrei mai ritrovarmi davanti a una reinfezione, a dei focolai e che poi ci fosse la solita chiamata di popolo di chi dice ma noi sapevamo che era rischioso. Cioè, si parli ora o mai più. Voglio ricordare che questa partita passa totalmente in mano a noi cittadini, perché qui non è più un fatto di ospedale, qua è un fatto di rispetto delle regole e se non si rispettano le regole la reinfezione ci risarà. Guardate, ci sta passando Seul per la seconda volta, c'è passata la Cina, c'è la Germania che ha avuto una coda di reinfezione, cioè non è una banalità, per cui è fondamentale che si rispettino le regole. Perché è inutile invocare aperture, perché se io facessi un sondaggio in Veneto, penso che il 99% dei veneti vuole la riapertura. Ma attenzione che non è che la responsabilità individuale diventa una responsabilità del Presidente della Regione che firma l'ordinanza. Resta una responsabilità individuale, perché se tu ti comporti male vuol dire che non hai rispetto neanche per gli altri, perché rischi di andare a infettare qualcuno. Ancora lì, poi quindi mi faccio capire, abbiamo detto abbiamo questo margine di 15 giorni, ma se nel fine settimana arriveranno queste disposizioni che dovrebbero essere insomma più o meno definitive, però col margine di questi 15 giorni dell'andamento. Sì, poi sai, è tutto in mano al Comitato Scientifico Nazionale, all'Istituto Superiore della Sanità, perché il tema della mobilità fuori regione, come ovvio è comprensibile, non dipende dalla regione, dipende dallo Stato, quindi saranno loro poi a dire quali saranno le modalità. Sì, c'è il sistema di monitoraggio, questo è vero, però a un certo punto le frontiere dovranno essere tolte, cioè quando leggiamo che l'Austria apre con la Germania e non con l'Italia, mi pare posso dire anche offensivo, nel senso che noi non ci consideriamo degli appestati, no? Anzi sono quelli che hanno sperimentato per primi
nel mondo occidentale questa infezione e abbiamo avuto purtroppo l'onore della cronaca poi, no? Poi abbiamo tanti contagi, sì, perché facciamo tanti tamponi.